Lo spot è importante perché costituisce un ulteriore veicolo per arrivare all'utenza e far comprendere all'utenza che gli incidenti non dipendono solo dalla struttura, dalle segnalazioni eccetera, ma dipendono soprattutto da come si conduce un automezzo. Condurre l'automezzo con il telefonino in mano, mandando messaggi o rispondendo alle chiamate, condurre un automezzo a velocità eccessiva, condurre un automezzo senza il rispetto delle distanze di sicurezza costituisce un peccato per se stessi e un peccato per gli altri. Si butta via il bene più grande che abbiamo la fortuna di avere, il bene della vita, ed è davvero un peccato buttarlo via per propria responsabilità. Abbiamo sposato questo progetto perché la prima cosa che ci hanno domandato uno spot sulla sicurezza e quindi per noi è stato, abbiamo detto subito sì, perché per noi è sicurezza per i nostri mezzi, per il nostro personale, per anche tutti gli artigiani che rappresentiamo, perché non ci sono solo i mezzi pesanti, c'è anche tutta una entità di artigiani che gira autostrada, è una cosa importante ed era primaria per viaggiare su queste autostrade che dei momenti presentano criticità, dei momenti no. Noi chiediamo, come abbiamo detto, intanto sulla sicurezza che la gente sia molto più attenta, soprattutto sulla parte di telefonia, che non è solo quella cosa, su un aumento comunque della cartellonistica stradale, di avvertire su questo, dove Autovie ci ha garantito che hanno raddoppiato anche la cartellonistica, sulla fluidità dei mezzi, quindi spostamenti fluidi, spostare sulla 28, e credo che tutti questi messaggi, tutte queste cose aiutano anche chi deve fare l'autostrada a frequentarla e avere meno problemi che ha avuto in questi anni problematici. Le nostre azioni sono di aver aumentato i pannelli a messaggio variabile, sono 109, abbiamo 154 telecamere lungo la rete, e più abbiamo anche una serie di altri strumenti che ci permettono di monitorare l'andamento del traffico in tempo reale e anche gli incidenti, tutto naturalmente governato dalla centrale operativa aperta 24 ore su 24 e dal nostro personale su strada, che fra l'altro è altamente specializzato e deve intervenire in maniera molto veloce. Nella realtà non ti viene data un'altra possibilità. Fai attenzione alla segnaletica e rispetta le norme di sicurezza stradale. Fallo per te e per gli altri.